Buonasera, benvenuti all'appuntamento con Friuli 2013. Buonasera a chi ci segue dal Friuli Venezia Giulia sul canale 110 del Digitale Terrestre, a chi ci segue dal Veneto sul canale 195, ma siamo anche in streaming internet in tempo reale 24 ore su 24 sul sito www.udinese.it. Quello di questa sera è il secondo appuntamento con la Formula 1 contro tutti. Abbiamo iniziato con Deborah Serracchiani, proseguiamo con il presidente della regione FVG, ricandidato Renzo Tondo. Buonasera Presidente, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie. Puntata 1 contro tutti vuol dire che i miei colleghi giornalisti, che tra un attimo vi presenterò, sottoporranno il Presidente ad una serie di domande che riguarderanno sia l'operato dei 5 anni appena trascorsi e naturalmente il programma che il Presidente Renzo Tondo presenterà ai suoi elettori per la ricandidatura. Allora saluto Fabio Folisi, direttore del Free Press Il Quotidiano. Buonasera direttore. Buonasera. Buonasera a Francesco De Filippo, vice direttore della sede ANSA del Friuli Venezia Giulia. Buonasera, buonasera. Buonasera Omar Monestier, direttore del Messaggero Veneto. Buonasera. E andiamo a Milano a salutare Paolo Liguori, direttore di New Media Mediaset, direttore editoriale. Buonasera. Buonasera a voi che siete in studio. Sono contento di essere qui per partecipare a questo nuovo faccia a faccia, visto che avevo partecipato anche a quell'altro con l'altra candidata, con la Serracchiani. Liguori, io inizierei da lei per una fotografia che facciamo sempre, ogni puntata, su quello che accade a livello nazionale. Cosa è successo oggi a Roma? C'è qualcosa di particolarmente importante da segnalare? Io sono a Milano, però la domanda è giusta, quello che è successo è a Roma. La questione è questa, che siamo in sede vacante, così si dice per la Chiesa, quando non c'è il Papa, quando bisogna riunire i cardinali in conclave ed eleggere un altro Papa, però siamo in sede vacante anche nelle istituzioni italiane, perché non c'è il governo, non si sa da che parte cominciare, noi siamo svantaggiati perché per la formazione del governo non ci sarà lo Spirito Santo, ci vuole una decisione umana. E la decisione umana è un po' lenta a venire, è un po' lenta perché i partiti sono usciti molto scossi dalle elezioni. Oggi sono successe due cose a Roma, una pochi minuti fa, una invece è successa tutta la giornata. Tutta la giornata è stata la giornata del movimento di Grillo. Tutti vogliono sapere cosa hanno da dire i parlamentari del movimento di Grillo, che tra deputati e senatori sono 162, si sono riuniti tra l'altro per conoscersi tra di loro e si sono presentati su internet, così come anche Grillo ha parlato su internet. Quello che hanno da dire in realtà noi lo sappiamo benissimo, perché sono tra i pochi che l'hanno detto in piazza, quindi i loro 20 punti noi li conosciamo, li conoscono tutti, e non c'è da fare tanto interrogativi su questo, c'è da capire la loro fisionomia, la loro personalità. C'è chi è interessato a capirlo perché rappresentano milioni di voti di italiani e quelli sono quelli, diciamo, più in buona fede, e c'è chi è interessato a conoscerli perché se li vorrebbe accaparrare, e quelli ci sono pure, c'è stata una dichiarazione di Bersani in questo senso prima delle elezioni e c'è stato un tentativo di accordo dopo le elezioni. Cosa hanno detto? Hanno detto siamo qui, siamo uniti, siamo sulla nostra linea, non diamo la fiducia a nessuno, quindi hanno spento l'ipotesi di fare un governo concordato con loro. Poi in realtà l'altra cosa che è successa questa sera ed è importante, il Presidente Monti, che tuttora è in carica per l'ordinaria amministrazione, anche se le elezioni non le ha certo vinte, però ha convocato a Palazzo Chigi Bersani, Berlusconi e Grillo. Non so se insieme o separatamente, però l'ha convocati questa sera, ha diramato un comunicato di questo genere. È chiaro che vuole capire qual è l'atteggiamento del Parlamento ed è chiaro che prende questa iniziativa perché tra qualche giorno il Parlamento si riunirà e dovrà eleggere i Presidenti delle Camere. E lo dovrà fare un po' al buio, no? Cercare di vedere, di concordarlo per non fare una cosa di forza, che poi non ci sarebbe neppure questa forza in tutti e due i rami del Parlamento. Questa è la sede vacante. Questa sede vacante aspetta un'altra sede vacante, il 15 aprile iniziano le elezioni per il Presidente della Repubblica. Quindi come vedete tutte le istituzioni che stanno a Roma sono tutte fuori controllo. Sì. E sono tutte quante in ballo. Qui però dobbiamo parlare anche del Friuli, che invece vota ad aprile. L'altra volta avevamo chiesto alla Serracchiani qual è il suo programma. Io voglio dare il là chiedendo adesso al Presidente Tondo due cose. Il primo, mi pare che la dislocazione delle forze politiche in Friuli sia diversa, quindi è probabile che attorno ai due poli
nello scontro tra lui e la Serracchiani si troverà una maggioranza, credo. Però questa maggioranza è ancora in ballo, perché molte delle forze che sono venute in questi appuntamenti del lunedì hanno detto noi aspettiamo le elezioni prima di decidere. Per esempio molti del centro intermedio hanno detto questo, molti dell'UDC o della lista Monti hanno detto questo, anche qualcuno uscito dal PD l'ha detto. Quindi adesso vogliamo sapere da lui come pensa di fare la sua maggioranza. E l'altra cosa che non posso non dire, perché l'ho letta anch'io sui giornali, è cosa nazionale, è questa indagine sui consiglieri regionali, sulle spese dei consiglieri regionali, che ha toccato anche il Friuli dopo aver toccato tante altre regioni. Anche su questo voglio sapere la sua opinione e poi voi lo incalzerete, credo. Sicuramente lo incalzeremo. Noi abbiamo un servizio proprio sulla cronaca di questo weekend, l'indagine della Procura di Trieste sui rimborsi spese dei gruppi consigliari. Vediamo il servizio di Andrea Pierini. Il weekend di qualcuno non sarà stato all'insegna della tranquillità. La scorsa settimana si è conclusa con la notizia di 19 persone indagate dalla Procura della Repubblica di Trieste per peculato in merito alla vicenda delle spese allegre dei gruppi consigliari. Oggi in molti hanno chiesto al Tribunale di fare i nomi, ma la procedura richiede comunque dei tempi tecnici non proprio brevi e quindi prima della prossima settimana difficilmente si saprà qualcosa. A quanto si apprende però non tutti i gruppi sarebbero sotto il mirino degli inquirenti, ma quasi certamente qualche capogruppo finirà nel calderone in quanto la firma finale spetta proprio a loro. Nessuno si è voluto assumere responsabilità, quasi la vicenda non lo riguardasse, eppure un consigliere su 3 risulta indagato, un numero impressionante. La procura probabilmente vuole agire con i piedi di piombo e prima vuole avere la certezza che le persone poi da rinviare a giudizio siano realmente quelli che hanno approfittato di quello che a tutt'oggi molti cittadini considerano come un privilegio. Va detto che non essendoci chiarezza sulla norma, teoricamente quasi tutte le spese sarebbero contestabili, ma di certo le gomme da neve o la pistola scacciacani non avrebbero giustificazioni. Il 17 marzo dovranno essere consegnate le liste per le amministrative e i partiti sono in subbuglio, anche perché esiste il rischio concreto che qualcuno degli inseriti possa finire poi tra rinviati a giudizio. Una bella gatta da pelare quindi per le segreterie in attesa che i primi nomi affiorino. Il presidente Renzo Tondo ha comunque incontrato il procuratore Dalla Costa e lo stesso governatore ha auspicato tempi rapidi da parte della giustizia. E i tempi dovranno essere rapidissimi, considerando il contesto in cui ci troviamo. Presidente, lei è andato in procura perché teme qualcosa? Io sono andato in procura voi mattina perché pensavo che fosse giusto incontrare il procuratore della Repubblica dopo questa situazione. Ovviamente gli cari in Furlan perché si è capitale al Friuli e si è su un canale Furlan. Se avesse bisogno dell'interprete io lo faccio subito, quindi io continuo il mio discorso in Furlan e perché in questo periodo qualcuno si è divertito a chiapparmi per il culo, no? In virtù di una battute che state fatte in una trasmissione televisiva. Ha anticipato un argomento che avremmo toccato dopo, però va bene così. Beh, ma io so fare interprete. Certamente. Allora, intanto vuol dire che questa indagine da procura è un'indagine corretta, che la procura sta conducendo. Io sono andato in procura stamattina e ho ritenuto di la domandare al procuratore della Repubblica se io come consigliere regionale ero indagato. Il procuratore della Repubblica si è riservato di darmi una risposta. Io penso che questo sia un obiettivo che lui quindi raggiunge, che lui consiglia sapere fare e che sia una roba seria, perché in un momento come questo, cui ha la coscienza posta la ripoterò dimostrare. Da parte me è stata fatta questa iniziativa che come consiglio regionale, io auspico che lui la faccia. Benissimo, allora iniziamo con il giro di domande da parte dei colleghi che sono in studio. Partiamo da Omar Monestier, Messaggero Veneto. Ma la domanda che io farei al Presidente è se lui si sente di suggerire, anche se ha precisato già stamattina che lui non fa il suggeritore degli altri consiglieri, se si sente di suggerire a tutti i consiglieri regionali di fare quel che ha fatto lui. Io credo che quello che ha detto prima sia assolutamente condivisibile. Mi domando perché tutti gli altri consiglieri regionali, davanti alla domanda che pure i giornali hanno fatto, siete coinvolti, siete voi quelli che hanno comperato queste cosucce che non risultano, secondo la Procura, adeguatamente documentate o comunque fuori da ciò che è possibile acquistare, perché non andate anche voi a fare la stessa cosa? Glielo potremmo suggerire, Presidente, cosa dice? È un'operazione trasparenza che si può fare oppure no? Ma io credo che l'esempio che ha dato a voi minore sia un esempio reale, cioè il Presidente della Regione, che ha enti consiglio regionale, che decide autonomamente, immediatamente appena saltare su sui giornali le notizie che sarebbero indagati, di là lì e dichiarare pubblicamente, e voi sapete se io e come tutt'altro che non ritengo
che hanno sette ritenuti giusti, hanno ritenuto di farlo, e pensi che anche chi ha consenso regionale a farsi bene a Però il coordinatore regionale del PDL non è dello stesso avviso, dice che insomma forse non è il caso di correre. Chi pensi io, infatti non dovei, o quel che ritenevi dovei nei confronti che altri consenso regionale. Continuiamo con Francesco De Filippo, il nostro giro di pareri, di domande su questo argomento. È un momento particolarmente difficile per la classe politica in generale. Nel Friuli Venezia Giulia è aperto questa inchiesta, questa doppia inchiesta tra Corte dei Conti e Procura sui rimborsi. Il risultato delle elezioni, delle elezioni nazionali per il non ha premiato, diciamo, il centrodestra, e c'è la bomba Grillo. Grillo ha avuto numerosi voti, numerosi consensi in Friuli Venezia Giulia. Il Presidente del Consiglio Friuli Venezia Giulia, Franza, diceva l'altro giorno, addirittura ha usato una frase fortissima, si rischia addirittura che una classe politica venga spazzata via. Lei ritiene che questo pericolo ci sia fondato per tutta una serie per tutta questa serie di ragioni? Le chiedo solo la cortesia, può rispondermi in italiano perché io non parlo il friulano e quindi non capisco. Va bene, volentieri, anche perché ho voluto fare questo intervento in friulano all'inizio perché mi sembra ridicolo quello che è avvenuto attraverso una mia partecipazione alla trasmissione goliardica. Sì. E quindi, siccome che ho il friulano un chiacchiere a chiase e pensi che la Marilenga si difin chiacchieranle, e no fasin la stabelle scususit vise pente anziché basaglia penta, ecco, non credo che si difenda così il friulano. Ho voluto fare questa introduzione e d'ora in poi, anche per rispetto verso voi che non parlate di friulano, ecco, farò il mio intervento in italiano. Io sono molto preoccupato. Però non ci siamo scomposti, monestier. Lo capisco, per cui per me non è un problema, anzi mi fa piacere quando il Presidente parla in friulano. Anche a me, quindi... quindi a lei rispondo per italiano, ma lei deve capire il resto. Se mi risponde in italiano è meglio. No, allora farò in italiano, lo farò in italiano anche perché, siccome non ho nessun problema a rimanere qui con voi, se devo fare la traduzione di mezzo ai tempi. Ed è un po' quello che accade in Consiglio regionale, perché vede questa polemica sul friulano, sa perché è nata? È nata, mi permetta di dirlo questo, è nata perché il Consiglio regionale spende 280.000 euro per le traduzioni in tedesco, friulano e sloveno. Io mi sono permesso di dire che questi soldi sono sono buttati via, rimango di questa idea, perché continuare a spendere soldi in un momento come questo per garantire le traduzioni solo perché uno possa dire ho provato in friulano e qualcuno me l'ha tradotto mi sembra francamente una sciocchezza. Per quanto mi riguarda la partita finisce lì, io parlo friulano nella mia realtà, nella mia società, faccio anche sms in friulano a chi mi scrive in friulano perché lo trovo più facile, quindi uno che tutela la lingua come me non lo so dove lo trovate. Però la domanda del collega ci tenevo che chiudiamo questo capitolo polemico perché ci tenevo a dirlo, perché ho letto troppe cose in questi giorni, sia da parte del giornale diretto dal direttore, sia da parte di altri giornali, ma anche fuori dalla gente, eccetera. Mentre ho trovato tanti sms di solidarietà rispetto a questo, perché la mia battaglia non era ovviamente contro il friulano, era contro uno spreco di risorse. E mi rifermo qui. Lei mi fa una domanda che mi trovo assolutamente d'accordo. Sì. Io sono molto preoccupato, ma non della possibilità di vincere o di perdere le elezioni, che fa parte della vita. Io le ricordo che ho perso le elezioni per la Regione nel 2003, nel 1993 ho perso le elezioni al Parlamento nel 2006, poi ho vinto, poi sono diventato Presidente, poi ho riperso, quindi la vita si va su e giù, non c'è nessun problema. Quello che mi preoccupa è che stiamo scivolando e portando il Paese verso una deriva di ingovernabilità. E quello che diceva il dottor Liguori poc'anzi è assolutamente coerente con questo. Rischiamo di avere la situazione per cui il Paese non si governa. Se questo dovesse accadere anche nella mia regione, che è una regione che io continuo a considerare una regione positiva, una regione virtuosa, con le sue magagne, con tutti i suoi problemi, eccetera, ma una regione che per tante cose può essere d'esempio ad altri, io credo che sarebbe grave. Per cui io mi batterò fino all'ultimo momento utile, perché io credo che sia giusto dare a questa regione una governabilità che sia in coerenza con ciò che è stato fatto negli anni passati. Una classe politica seria che sia in grado di portare la regione fuori dalla crisi. Grillo mi fa paura, ma non mi fa paura la sua vittoria elettorale possibile o non possibile. Mi fa paura l'assenza di contenuti che Grillo oggi interpreta e che Grillini interpretano.
Sentiamo Fabio Folisi, direttore del Quotidiano. Ma io tornerei all'argomento iniziale, fermo restando che bisogna verificare poi che effettivamente quanto dirà la Procura abbia un nome e cognome. Nel momento in cui ci sarà questo nome e cognome, e si spera rapidamente, perché questo potrebbe inquinare fortemente questa campagna elettorale, dando anche sponda forte al movimento di Grillo in questo momento, nell'eventualità questi nomi vengano fuori, lei ritiene che queste persone debbano essere candidate nelle varie liste? Non sto dicendo necessariamente in quelle che la sosterranno, o bisogna metterci, diciamo, della serie "so ragazzi, andiamo avanti lo stesso"? Ma io credo che chi ha fatto delle cose, uso un termine, non me ne vengono altri in questo momento, abnormi o comunque scorrette, non debba essere candidato. Io credo che però ci siano anche la possibilità di, siamo sotto un'indagine in cui qualcuno potrebbe anche poter dare una risposta. Certo, chi ha comprato le gomme della macchina, io credo che non debba essere candidato. Chi si è acquistato il pesce alla vigilia di Natale, io credo che non debba essere candidato. Se ci sono altri, chi ha comprato le armi o la pistola scacciacani, mi riesce difficile pensare le ragioni per cui servono a livello istituzionale. Poi le altre cose non le so, leggo i giornali come voi, anzi voi sapete più di me perché fate informazione, però tenderei anche a escludere di tutto l'erba un fascio. Certamente chi ha commesso atti che non siano coerenti con la spesa di rappresentanza, con l'attività istituzionale vera e propria, deve essere escluso dalle liste. Io chiederò nel mio partito che se ci sono, come probabilmente ci saranno, perché mi pare che siano un po' divisi tra tutti i gruppi, se ci sono delle persone che all'interno del mio partito hanno fatto scelte di questo tipo, queste persone vengano escluse, a meno che non si riesca a giustificarle, ma credo francamente difficile di Alcune spese sono difficilmente Ma è per giustificabili. questo che io stamattina ho voluto andare dal procuratore. Ho voluto andare al procuratore perché anch'io voglio sapere se in assenza di un regolamento qualche cosa che abbia fatto io possa essere o non essere corretto. Ecco, se sono in grado di dare una risposta corretta, è giusto che io faccia parte della squadra. Se non sono in grado di dare una risposta corretta, è giusto che mi tolga dai piedi. Questo credo valga per tutti. Torniamo un attimo a Milano da Liguori, perché a Non livello... abbiamo parlato del programma. Vabbè, Liguori ma mi chiedeva il del programma è programma. ancora lungo, arriveremo anche a questo. No, ma siccome la domanda me l'ha fatta... Sì, ma adesso voglio rilanciare un attimo un altro argomento, l'argomento è lo stesso, un'altra battuta sulla questione dei rimborsi. Questa vicenda può avvantaggiare il Movimento 5 Stelle, che invece nelle altre regioni in cui si è votato contemporaneamente alle politiche non ha ottenuto a livello amministrativo gli stessi risultati che invece Grillo ha ottenuto a livello nazionale? Beh, no, io pure penso che nelle regioni il contatto, il rapporto è più stretto. Per me il Presidente può parlare anche friulano, perché insomma in tanti anni ho fatto amicizia con Fabio Capello, che per fortuna mi ha insegnato qualcosa di friulano. Poi vivo da 20 anni in Lombardia, guardi che i dialetti bresciano e bergamasco l'ho un po' imparati a capire, altrimenti non potevo lavorare qui. Al confronto del friulano è una passeggiata di salute, è una lingua, non cambia mai. Nelle valli bresciane non si capiscono uno con l'altro, quindi c'è questa differenza. In qualche vallata del Friuli vale la stessa cosa, non che non si capiscano, ma che sono diverse insomma, fonetiche. Comunque io lo apprezzo che alla fine in queste regioni ognuno parli la sua lingua, tanto bisogna spiegarsi, questa è anche la forza di Grillo, che però non è vero che non ha detto nulla, che non ha tirato i suoi contenuti, l'ha messi sul piatto. Io non è che adesso glieli voglio ripetere, l'avrete sentiti voi come l'ho sentito io, ma alcune cose sono chiarissime, sono state ripetute anche oggi. Se andate su internet, i candidati e i nuovi capigruppo, la signora Lombardi e Crimi al Senato, si sono presentati con questi contenuti. Perciò parliamo di programma e di governabilità. Io credo che non si avvantaggiano i grillini dove i governi in carica fanno le cose che sono sulle punta della lingua delle persone. Per esempio il costo della politica, per esempio il rinnovo delle istituzioni, per esempio il fisco e le tasse. Grillo lo dice, non è solo Berlusconi che lo dice, non possiamo essere schiavi dell'Europa, non possiamo distruggere il nostro paese per rispondere a una domanda europea. In questo Grillo
e Berlusconi dicono cose molto simili, però Grillo dice cose simili al partito di Bersani per quanto riguarda una legge anticorruzione severa, per quanto riguarda una legge sul conflitto di interessi. Badate, conflitto di interessi, tutte le volte che si dice sembra che si stia parlando di una persona sola in Italia. I conflitti di interessi in Italia sono tanti, numerosi. Se si fa una legge vera e non solo contro personam, contra personam invece che ad personam, la legge vera mette a posto parecchi conflitti ed è auspicabile. La riforma elettorale la vogliono tutti. Allora, da questo punto di vista, io le chiedo il suo programma, su quali punti coincide e secondo lei quali sono i 4-5 punti che da amministratore, da presidente, per l'esperienza che si è fatto, sceglierebbe per fare un governo subito che realizzi delle cose e risponda, diciamo, a chi in piazza ha protestato? Guardi, sì, Liguori, però, mi scusi Presidente, una risposta secca. La questione dei rimborsi può influire sull'esito delle elezioni qui in Friuli a favore del Movimento 5 Stelle? Sì o no? Beh, scusami Francesco, la risposta secca è molto semplice. Se chi si presenta alle elezioni dice chiaramente come stroncare questa questione dei rimborsi che sono fuori dalla portata, dalla concezione morale e etica dei cittadini, allora questa questione non influisce. Se chi si presenta fa finta di niente, allora questa questione non solo influisce, ma avvalanga, come è successo in altre regioni dove non è stata data nessuna risposta, le cose possono influire come. Quindi il sì e il no dipende dal quanto e dal come rispondono con chiarezza quelli che hanno possibilità di governare. Presidente, allora. Ma guardi, direttore, io le rispondo in maniera molto semplice. Innanzitutto parto dal fatto che alcune cose noi le abbiamo già fatte. Tutto sommato siamo l'unica regione che per ora ha ridotto i consiglieri regionali. Tutti ne parlano, tutti hanno fatto la legge, noi li abbiamo ridotti. E abbiamo ottenuto questo in un momento in cui il Parlamento era sciolto e ha dovuto votare una legge che riduceva i consiglieri di una regione autonoma a statuto speciale a Camere sciolte. Questo abbiamo ottenuto. Abbiamo dimezzato il debito della regione. Certo, mi rendo conto che per il vecchietto che la pensione non gli arriva a fine mese, sapere che il debito della regione è dimezzato o non è dimezzato forse non gli cambia nulla. Abbiamo fatto opere pubbliche che nessun'altra regione in questo momento sta facendo con risorse nostre, aprendo cantieri da tutte le parti. Questi sono i biglietti da visita. Adesso cosa bisogna fare? Continuare i costi della riduzione della politica. Niente soldi ai gruppi, ridurre il numero dei gruppi, dei consiglieri che partecipano ai gruppi, ridurre ancora le segreterie degli assessori, ridurre il numero dei dirigenti, ridurre le partecipazioni nelle società. Questo è evidentemente un messaggio chiaro che dobbiamo dare in un momento come questo. Dopodiché bisogna enfatizzare uno sforzo che è stato fatto in questi anni. Noi abbiamo una disoccupazione che non arriva all'8% e come al solito l'erba del vicino è sempre più verde. Noi abbiamo l'8% di disoccupazione e ovviamente chi è disoccupato non gliene frega niente che dalle altre parti d'Italia la disoccupazione sia all'11%. Però io credo che questa sia la strada su cui continuare. Noi abbiamo messo risorse che nessun'altra regione ha messo sul sostegno alle imprese e sui lavori socialmente utili, sui voucher ai disoccupati, sui lavori di pubblica utilità. Questo è un argine che dobbiamo porre. Però poi c'è la politica di sviluppo. La politica di sviluppo perché non possiamo solo arginare. La politica di sviluppo deve essere quella che ci deve consentire, attraverso un'autonomia fiscale che noi chiediamo, la fiscalità di vantaggio, di far insediare sulle nostre imprese, sul nostro territorio, quelle imprese che oggi rischiano di andare dalle altre parti, in Slovenia e in Carinzia, tanto per intenderci. Benissimo. Se riesce a dare questi 3-4 messaggi, io credo che ci si confronta sulle cose vere. Poi la gente deciderà se siamo credibili, se non siamo credibili, se c'è qualcuno più bravo o meno bravo. Però quando si lanciano i messaggi non si può dire come fa Beppe Grillo 1.000 euro di reddito cittadinanza senza dire lo tiriamo fuori. Io preferisco confrontarmi con le cose che possono fare. Vede direttore, mi fermo su questa telefonata. Quando ero un giovane vice sindaco della mia città che era Tolmezzo, la loro presidente Acomelli, che è stato il presidente della ricostruzione, mi disse: ricordati, se vuoi andare avanti, non promettere nulla di più di ciò che sei sicuro di mantenere. Qui adesso si gioca una partita, io seguo questa strada,
promettere ciò che sono sicuro di mantenere. Qualcuno butta fumo negli occhi, la gente valuterà chi credere. Allora, abbiamo 4 minuti prima della pubblicità. Su quello che ha detto il Presidente Tondo vorrei che tutti e tre voi faceste le vostre considerazioni ed eventualmente aggiungeste qualcosa al dibattito. No, a me interessava molto questo ragionamento che ha fatto il Presidente sulla fiscalità di vantaggio, perché mi permette di agganciarmi a un'altra questione che è stata sui giornali qualche tempo fa, che è questa idea della macro regione. Volevo chiedere al Presidente Tondo in che maniera pensa che questa attività di coordinamento e di collaborazione fra tutte le regioni del nord possa in qualche modo aiutare chi dice che c'è una sperequazione nella distribuzione delle risorse, della fiscalità in particolare all'interno del nostro Paese, e se crede che una regione a statuto speciale dentro un'entità che è fatta anche di 3 grandi regioni a statuto ordinario possa essere d'aiuto oppure no. Io ho espresso anche pubblicamente qualche perplessità, mi piacerebbe che il Presidente ci spiegasse qual è il suo punto di vista rispetto a questa iniziativa. Ma io ho raccolto rispetto a questa idea della macro regione una critica forte rispetto a alcuni elementi che sono stati rappresentati. Vi è sembrato di raccogliere le critiche rispetto al fatto che sul giornale c'è una fotografia con un presidente del PDL, che è chi vi parla, assieme a 2 presidenti leghisti e un candidato presidente leghista. Quindi il messaggio che ne è uscito, forse ho sbagliato io a comunicarlo, era Tondo a rimorchio degli altri 3. Io posso dire che è il contrario, che sono gli altri 3 a rimorchio di Tondo, perché io ho detto a questi signori, a Luca Zaia, a Roberto Cota e a Roberto Maroni, ho detto: guardate, la fiscalità del Friuli Venezia Giulia, l'autonomia del Friuli Venezia Giulia è una cosa completamente diversa da quella di Trento e di Bolzano. Voi dovete essere come noi, acquisite anche voi una specialità come la nostra che vi farà gestire responsabilmente la sanità, gli enti locali, il trasporto pubblico locale. Dopodiché si pone un tema generale che è diverso dall'autonomia, che è quello che il fatto che le regioni del nord, che producono il 70% del PIL del Paese, possono essere continuativamente considerate alla stessa stregua di tutte le altre, che tutte le regioni del nord, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, e io mi permetto di aggiungerci anche l'Emilia Romagna, facciano massa critica nei confronti del futuro governo o comunque del Parlamento per sostenere le ragioni di uno sviluppo e di una maggior rimanenza sul territorio delle risorse fiscali, io credo che non sia niente di male, per cui non ci vedo, direttore, francamente una contraddizione tra i 2 termini, credo che si possano rafforzare, anzi sostenere a vicenda, tanto più che Roberto Maroni, prima di vincere, a maggior ragione adesso che ha vinto, dice: la specialità del Friuli Venezia Giulia non si tocca, e non fosse questo, che per questo è stato un risultato positivo, perché io mi ricordo quando ero parlamentare a Roma dal 96 dal 2006 al 2008 e tutti dicevano: voi lassù siete pieni di soldi, considerandoci quasi un'oasi protetta. Adesso che il Presidente della maggior regione italiana riconosca che quella del Friuli Venezia Giulia è un'autonomia responsabile rispetto al quale le risorse devono essere mantenute, a me sembra di aver portato a casa un risultato e non uno svantaggio. Sentiamo De Filippo. Sì, mi riferisco a quello che diceva prima. Le chiederei se può soffermarsi su un aspetto in particolare, l'infrastrutturazione. Questa è una regione che ha avviato alcuni cantieri, ha avviato alcune iniziative, accusa però alcuni ritardi. Faccio 2 esempi per tutti: il rigassificatore, su quale sono sempre state posizioni diverse, e la terza corsia, che invece ha accusato alcuni ritardi. Vorrei sapere se lei verrà rieletto, nel suo programma ci sono già dei tempi, delle scansioni temporali precise in merito all'infrastrutturazione e a queste 2 opere in particolare. Io conto di arrivare al completamento della terza corsia entro la scadenza del 2014, perché i tempi saranno lunghi, soprattutto per il terzo e quarto lotto che devono essere finanziati. Però non dimentichiamoci che la Villesse Gorizia sarà operativa entro mesi e che la quarta Altino San Donà è ormai in fase avanzata. Quindi comunque 2 lotti importanti della terza corsia sono stati già portati a casa. Ci sono altri risultati che possono diventare altri obiettivi che devono diventare risultati, scusate. Ma con quali soldi si andrà a completare l'opera? Con quali soldi? Quali fondi? Quelli presi dalla questo regione oppure andati magari a cercare in Europa? No, con lo Stato? dobbiamo semplicemente ottenere dalle banche
il finanziamento del piano finanziario della terza corsia, così come è stato certificato dalla Cassa Depositi e Prestiti l'anno solo. Se le banche ci finanzieranno questo, lo faremo. Se ci saranno in futuro elementi di difficoltà, faremo un lotto alla volta. Non credo che sia un problema questo. Io sono convinto che ce la faremo, anche perché il percorso che abbiamo seguito con la Banca Europea di Investimenti, con la Cassa Depositi e Prestiti, è un percorso di grande sicurezza da parte di due banche che non mettono certo in discussione le proprie risorse. Ma non c'è solo la terza corsia, ci sono tutte le altre opere pubbliche che abbiamo fatto. Se fosse qui il mio amico assessore Riccardi, farebbe un elenco di un quarto d'ora di tutte le strade regionali e provinciali che abbiamo finanziato in questi anni. Ma poi c'è la partita dell'aeroporto, che è fondamentale, perché l'aeroporto di Trieste è cresciuto in questi anni. C'è la piattaforma logistica di Trieste, c'è la trasformazione del porto, insomma ci sono tante questioni che vanno fatte. Però c'è anche quello da fare, il collega chiedeva sul rigassificatore. Sul rigassificatore abbiamo anche una grafica che accompagna questa domanda. Sul rigassificatore la mia posizione è chiara. Abbiamo notato che negli ultimi 2 anni lei ha cambiato un attimo posizione. Ho sostenuto che questa regione ha bisogno di energia, l'ho sostenuto in tempi non sospetti, tant'è di attirarmi anche le proteste di alcuni miei valligiani della Carnia che non condividevano l'idea dell'elettrodotto, o di alcuni cittadini del Friuli rurale che non condividevano l'altro dell'elettrodotto. In questo senso avevo espresso un parere favorevole all'idea del rigassificatore, che si badi bene, non nasce nella mia legislatura. La vicenda del rigassificatore di Trieste nasce nella scorsa legislatura, sponsorizzata da Riccardo Illy e tra gli altri anche da tale Roberto Cosolini, all'epoca sindaco, assessore regionale e ora sindaco di Trieste. Prendo atto che al netto del fatto che l'amministrazione regionale Tondo non ha prodotto nessun atto successivo sul rigassificatore, la provincia di Trieste e il sindaco di Trieste, che prima era d'accordo, adesso è contrario, hanno cambiato idea. Prendo anche atto che il governo è diviso, perché il ministro Passera dice una cosa, il ministro Clini decide un'altra, e devo andare io contro tutti? Beh, francamente... Quindi anche lei ha cambiato idea, in funzione di questi pareri. Io rimango dell'idea che il rigassificatore sia un'opportunità per questa comunità. Ho registrato su questo che purtroppo c'è stata un'alzata di scudi in cui anche quelli che l'hanno fatto partire hanno cambiato idea. Beh, francamente non mi sembra giusto che il sindaco di Trieste e il presidente della provincia, che hanno sempre in passato espresso parere favorevole a questo, oggi scaricano tutta la responsabilità su di me. Folisi, mi consente la pubblicità? Come no? È brevissima, poi torniamo, altrimenti andiamo troppo oltre. Pubblicità, torniamo tra pochissimo. Friuli 2013. Ed eccoci qui di nuovo in studio, in diretta, Udinese Channel, canale 110 in Friuli Venezia Giulia, canale 195 in Veneto. Riprendiamo il dibattito con il presidente della regione FVG, ricandidato per un nuovo mandato, Renzo Tondo, e riprendiamo con il direttore del quotidiano Fabio Folisi. Ma fermo restando che io penso che comunque in politica cambiare idea non sia comunque una cosa negativa, se mutano le condizioni si possono non solo in politica appunto, ma in politica ancora di più. Io tornerei un attimo indietro al discorso della terza corsia. Più di qualcuno pensa che, vista la situazione e visto anche il mutato assetto del traffico merci, del traffico commerciale, la terza corsia, che comunque è un'opera sicuramente importante, possa non essere effettivamente l'opera prioritaria in questo momento, anche perché si dice che il costo dell'opera, legato anche al costo degli interessi bancari che questa potrà generare, vista appunto anche la situazione finanziaria, che è sicuramente diversa da quando era stato pensato questo tipo di meccanismo, col finanziamento quindi attraverso banche private, possa alla fine provocare in qualche maniera dei grossi problemi futuri all'economia della regione. Cioè, nel senso, la regione potrebbe venire bloccata dal fatto che possono essere in qualche maniera sbagliati i conti, cioè i flussi di traffico potrebbero non essere quelli che si pensano e di conseguenza le entrate di autovie venete potrebbero essere più basse e di conseguenza ci potrebbe essere uno squilibrio per il pagamento delle, chiamiamole, rate di mutuo
tutti i cittadini che hanno un mutuo sanno come queste variazioni possono essere anche notevoli. Peraltro io sommessamente dico che quello che dice il Presidente Berlusconi, che lo spread è ininfluente, credo che sia anche per la terza corsia, potrebbe essere decisamente influente rispetto alla quantificazione di denaro da pagare alle banche. Ma guardi, la sua domanda ha manico, nel senso che pone una questione che col cambiamento che è avvenuto in questi anni ha senso porla e quindi la rispetto. Io ho polemizzato, direttore, quando ho avuto la sensazione, che per certi aspetti mi è rimasta ancora rispetto ad alcuni interlocutori della politica, che questa critica fosse sostanzialmente elevata per non consentire alla giunta di centrodestra di raggiungere un risultato. Insomma, mi consenta di dirlo, quando parlamentari della Repubblica vanno a Roma a provare a convincere il ministro Passera a non continuare l'opera di commissariamento attraverso l'assessore o il Presidente della Regione, o comunque di nominare un romano, fare un'operazione che è il contrario dell'autonomia del Friuli. Questo mi dà fastidio, per cui la mia reazione è stata anche rispetto a chi fin dall'inizio ha ostacolato questa iniziativa, che finora ha superato tutti gli ostacoli che si sono posti. Ora si pone un problema. Innanzitutto io voglio sottolineare due cose. Tutti, ben prima di Illy, Tondo, hanno sostenuto che questa è un'opera strategica per far uscire il Friuli Venezia Giulia dalla marginalità. Sul fatto che la terza corsia sia un'opera fondamentale per lo sviluppo della regione, mi pare che non ci piova sopra, tant'è che anche la mia competitor di centrosinistra dice sì però. Che quest'opera sia stata finora finanziata con risorse importanti provenienti dal piano finanziario di Autovie Venete e abbia creato lavoro sul territorio è un'altra cosa che sta sotto gli occhi di tutti. Chi oggi esce a Villesse e va a Gorizia trova 17 chilometri di gru, camion, betoniere, operai con gli stivali che lavorano. Chi va da Quarto d'Altino a San Donà trova altra dozzina di chilometri, forse anche di più, di operai, camion, gru, tecnici, ingegneri, geometri che lavorano. Betoniere, camion che entrano e che escono. Non fosse che per questo io credo che l'operazione ad oggi abbia un saldo positivo, perché nel momento in cui tutti si lamentano che l'edilizia è ferma, il Friuli Venezia Giulia ha consentito attraverso Autovie Venete e attraverso il commissario Renzo Tondo, Riccardi, poi di nuovo Tondo, che hanno lavorato gratis, pagandosi anche l'assicurazione, ha consentito di mettere in conto e di mettere in cantiere tutte queste opere. Oggi queste opere sono già tutte finanziate e ci stanno nel piano. I lotti successivi devono avere il finanziamento. Bene, le banche ci hanno fatto un'offerta. Quando ci siamo confrontati con la Cassa Depositi e Prestiti, la Cassa Depositi e Prestiti ci ha detto che questo piano finanziario, e ce lo dice una banca, non ce lo dice il primo che passa per strada, con i suoi advisor, sta in piedi anche con una riduzione del traffico del 20%. Questo è scritto e certificato. Ora, se le condizioni dovessero peggiorare nei prossimi mesi e anni, la riduzione del traffico deve essere al di sotto del 20% e quant'altro, certo che sarà nostro dovere fermarci un attimo. Ma questo lo potremo fare a ragion veduta. Le dico questo perché, ripeto, la sensazione mia è stata che più che preoccuparsi delle casse della Regione, ci si sia preoccupati di non farci fare l'opera, perché sarebbe stata una medaglia elettorale che non ci consentivano, che non volevano consentirci di avere. Noi adesso facciamo un passo indietro perché abbiamo preparato una scheda, vediamo nel prossimo servizio quando e come è nato il Renzo Tondo politico. Abbiamo scherzato un po' anche. Partito dal suo albergo di Verzegnis, Renzo Tondo si presenta al tavolo della politica prima con un antipasto da sindaco socialista negli anni 90. Poi, nel 98, il primo mandato da assessore regionale nella giunta Antonione, di cui prende poi il posto da capotavola. Nel 2006 siede a Roma nei banchi di Montecitorio. Nel 2008 stravolge le previsioni bevendosi il caffè e vincendo la corsa a Piazzale Oberdan.
Nel secondo mandato, che lui stesso definisce delle infrastrutture, smagrisce la regione dai debiti, ma si impegna in una portata molto discussa, come quella della realizzazione della terza corsia. Di contorno, si fa per dire, la riforma delle atere della sanità regionale che andrà in attuazione nel 2014. Dulcis in fundo si prepara la campagna elettorale fondando un movimento esterno al PDL, Autonomia Responsabile. Negli ultimi giorni l'amaro è servito dai rimborsi regionali e dalla uscita sulla lingua friulana. Gli risultano indigesti il patto Tremonti e le tante leggi respinte dalla Consulta. Grande esperto di dama, si prepara per una partita multipla sulla scacchiera. Cosa ne pensa? Abbiamo sbagliato qualcosa? Intanto... Poi anche i piatti mi fanno pubblicità, quindi vi invito nel mio ristorante la prossima volta. Ripartiamo con il dibattito dopo la scheda e quindi ripartirei subito da Omar Monestier. Sì, ma non parliamo di gastronomia. Io volevo chiedere al Presidente, visto che è ormai evidente, lo ha detto anche lui molte volte, che chi governerà la prossima volta, il prossimo governatore del Friuli Venezia Giulia, avrà meno risorse da spendere, avrà sicuramente meno trasferimenti e qualche problema in più a gestire la cassa della Regione. Volevo chiedergli se si è già immaginato dove intervenire e attraverso quali modalità. Si immagina che questo avrà delle ripercussioni non solo nell'erogazione dei servizi ma anche sull'organizzazione della macchina della Regione. E infilo qui dentro una domanda nella domanda, se non crede che questa occasione, perché c'è chi dice che le crisi sono anche dei momenti per fare dei processi rivoluzionari di trasformazione, la domanda è se non crede che qui dentro potrebbe starci anche una riforma delle autonomie locali in modo da ottimizzare le risorse e magari tagliare qualche spesa che io definisco improduttiva. Certo, parto dal fatto che il primo bilancio di questa mia legislatura rispetto all'ultimo, quello che abbiamo fatto pochi mesi fa, aveva 1 miliardo di euro in più, 1 miliardo di euro su circa 5. Quindi significa 20% delle risorse in meno. È evidente, direttore, che col 20% in meno da qualche parte tagli e non sono raschiare il barile. Quando hai le spese fisse che ha questa regione, soprattutto nei servizi, nel trasporto pubblico locale e agli enti locali, è evidente che un taglio del 20% tocca settori che non basta l'aspirina poi per guarirli, ci vuole qualche cosa di più. Io credo che questo trend continuerà. Non ho la percezione che sia immediata una ripartenza dell'economia europea e italiana e quindi anche della nostra regione. Per quanto, ripeto quello che dicevo prima, questa regione sta meno peggio di altre, non fosse altro dal punto di vista occupativo. Quindi è chiaro che qualche cosa di importante bisognerà fare. Io penso a una ulteriore assunzione di controllo sulla spesa sanitaria, che significa non ridurre i servizi ma concentrarli, che significa meno ospedale e più territorio, che significa più prevenzione e meno doppioni, che pur ci sono ancora in questa regione, e non sono solo doppioni di carattere amministrativo. Penso a un'ulteriore riduzione della macchina pubblica. In questi 5 anni i dipendenti della regione sono circa l'8,5% in meno. L'ottimo assessore Garlatti, spesso maltrattato dai media, dalla stampa, ma anche dai colleghi, ha fatto invece operazioni che io considero assolutamente virtuose. Penso poteva cominciare dalla provincia, Presidente. In questa direzione. Poi c'è il tema delle province, sul quale il direttore giustamente da tempo prende posizione molto netta sulla soppressione delle province. Io nella prossima legislatura proporrò la soppressione delle province. Il tema, perché il direttore può dire perché non l'è fatto in questa legislatura? Non l'ho fatto per una semplice ragione, perché c'erano 2 regioni, 2 province, anzi 3 province, che comunque erano destinate a stare fino al termine della legislatura e lasciare la più grossa, la provincia del Friuli, anche se il Friuli non è solo Udine, in una situazione di diminuzione rispetto a tutte le altre, credo che sarebbe stato ben più grave che sparare una stupidaggine come mi è accaduto sulla lingua friulana l'altro giorno, quindi ho preferito riconfermare. Ha fatto un passo avanti però, Presidente, rispetto a quando abbiamo cominciato, ha riconosciuto che è stata forse una stupidaggine quell'espressione che invece all'inizio aveva considerato. La parola è stata una stupidaggine innanzitutto perché non mi appartiene,
Cioè, però abbiamo già variato nel corso di questa... Insomma, io sono uno che sa mettere anche quando sbaglia. Mi è scappata una parola di troppo Sa, Presidente, in un contesto che era però giocoso, scherzoso. Derecho. Sa che questa sera in giunta, non so se poi ce l'ha fatta, il Presidente della Regione Sicilia dovrebbe aver portato a casa almeno l'annuncio, l'intenzione comunque di procedere con la soppressione delle province siciliane. Al Presidente della Regione Sicilia mi piacerebbe che avesse fatto lo stesso percorso che ho fatto io sulla riduzione dei consigli regionali. Perché hanno un percorso lungo da fare. La Regione lì, credo. Sicilia che cosa ha fatto? Ha anticipato lo scioglimento, tutti d'accordo, centro, certo. destra, sinistra, mediano, centrocampista, terzino, panchina, tutti quanti, per tornare in 80. Quando io dicevo che il Friuli Venezia Giulia doveva non andare all'election day, che poi mi avrebbe comunque fatto vincere, perché con i voti della Camera, se si fosse votato domenica scorsa, io oggi sarei il Presidente per i prossimi 5 anni, dicevano Tondo è attaccato alla sedia e Tondo non fa l'election day, eccetera, eccetera. Io dicevo no, l'election day non si fa perché io voglio ridurre i consigli regionali. Ma tu non la farai la riduzione dei consigli regionali perché la Camera si scioglie prima. E io dicevo, io telefonerò a Fini e riuscirò a ottenere questo. A Buona della Fava l'abbiamo ottenuto. Quindi qualche stupidaggine l'abbiamo anche fatta, ma almeno mi si riconosca le cose buone che abbiamo portato a casa. Questo è vero. In termini di par condicio le faccio la stessa domanda che ho fatto alla candidata, alla sua antagonista Deborah Serracchiani quando è venuta qui in questa stessa sede, che è soltanto apparentemente poco politica e più sociale. Chiedevo alla Serracchiani, e quindi faccio la stessa domanda a lei, in un momento di così grave difficoltà economica e probabilmente anche per, uso una formula un po' abusata, di crisi di valori, con il disorientamento da parte dei giovani e soprattutto delle famiglie che vedono crescere questi ragazzi un po' parcheggiati nelle famiglie o all'università, che cosa può fare oggi la classe politica? Beh, certamente non fare le stupidaggini che abbiamo fatto con i rimborsi, perché questo è un brutto esempio. Per quanto marginale, non ci sono, diciamocelo pure, qui vicende come quello di Fiorito che cambia il SUV. Cioè sono sciocche proprio perché sono talmente banali che solo un idiota può pensare di fare certe sciocchezze qui. Quindi innanzitutto dare l'esempio come si fa nella vita. La cifra però non è complessiva, non è che sembra no, contestata. Ma le contestazioni accadono sostanzialmente su... allora, torno un attimo indietro, anche su questa cosa. Io voglio essere molto chiaro, perché Deborah Serracchiani giustamente gioca, lo farei anch'io, la carta che lei non è consigliere regionale, quindi non ha condiviso responsabilità in questi 5 anni. Però io ricordo che nel 2003, quando io lasciai la presidenza, tutto questo goduria non c'era. Io non ho mai avuto una consigliere regionale o assessore, qual ero la volta scorsa, queste cose che c'erano adesso. Sono state tutte inventate, costruite e create nella legislatura delle vacche grasse, che è stata la legislatura di Riccardo Illy, con il consenso di Moreton e con il consenso del mio partito. Cioè sostanzialmente Illy, in un periodo di vacche grasse in cui poteva permettersi di finanziare i gruppi, portando a casa una giunta tutta di esterni, 60 più 10, accontentava i gruppi con questo meccanismo di autofinanziamento. Io quando sono arrivato in regione, dopo 5 anni in cui sono mancato, perché non sono stato consigliere regionale di opposizione, io quando mi fecero fuori per mettere Alessandra Guerra, andai a casa, sono trovato questa roba qui, le segreterie di 4, io ho lasciato le segreterie degli assessori del Presidente di 3 e tutti interni, di 4 tutti esterni, quindi 40 persone assunte per chiamata. Io queste cose qui le ho ritrovate. Quindi queste che sono il vero problema sono state create nella scorsa legislatura. Ora, davanti a tutto questo bisogna azzerare tutta questa situazione. E per tornare alla domanda sui giovani, innanzitutto appunto non dare buoni esempi. E io insomma, io vado a testa alta, perché quando uno rinuncia a 300.000 euro per 3 anni di compenso una terza corsia, a me possono dirmi anche di aver mangiato un panino con i soldi della regione, non me ne frega niente, perché quando uno rinuncia a questa quantità di risorse può sfidare tutti a testa alta. E io vado a testa alta nei confronti dei miei cittadini, nei confronti dei miei figli, nei confronti di tutto, perché quando la coscienza a posto la puoi fare. Nei confronti dei giovani bisogna essere molto semplici, molto chiari. Bisogna costruire condizioni di lavoro su 2 profili. Uno sui lavori, diciamo così, non professionalizzanti, tornare a riscoprire
il gusto del turismo, della campagna, delle attività manuali che troppo spesso abbiamo trascurato. Tutti noi abbiamo immaginato per i nostri figli, io ne ho 3, un'attività legata alla laurea, legata allo studio. No, bisognerà tornare a fare qualche mestiere che poi ti dà anche soddisfazione, perché penso che un agriturismo, un'attività nella forestazione siano attività di assoluto livello. E sostenere, d'altra parte, la professionalizzazione all'estero dei titoli di studio. Cosa voglio dire? Noi dobbiamo prendere i nostri giovani migliori e consentirgli, anche quelli che non se lo possono permettere, di andare fuori all'estero, fare esperienze nelle migliori scuole, nelle migliori imprese, nelle migliori università e riportare queste esperienze, questo know-how qui e far crescere industrie, imprese e posti di lavoro. Guardi che in questi anni ho incontrato tantissimi giovani che lavorano per la Danieli, che lavorano per la Gaspardo Maschio, per dire 2 imprese che mi vengono in mente, che sono fuori in India, sono fuori in Cina, sono fuori in Giappone e sono, dopo un'esperienza che li ha portati felici per alcuni anni. Io ho mio figlio che lavora in Libano, dice: papà, io sto ancora 5-6 anni qui, poi voglio tornare in Carnia a portare l'esperienza che ho fatto in Libano e portarla in Carnia. Questi giovani vanno sostenuti. Benissimo. Folisi, poi andiamo da Liguori perché il Presidente Tonda ha parlato un po' del programma e sono curioso di scoprire che idea si è fatto Liguori a Milano, che ha ascoltato tutto questo dibattito. Ma chiudiamo il giro con Fabio Folisi. Sì, io le do 2 soli dati perché sono usciti recentemente. E, vabbè, uno ne abbiamo già parlato, che è quello sull'occupazione, però devo dire che sì, non è che sono tutte rose, perché in realtà se guardiamo non solo la percentuale ma anche i numeri assoluti, l'Istat mi dice che nel 2011 c'erano 28.000 persone in cerca di occupazione in Friuli Venezia Giulia e che nel 2012 sono drammaticamente saliti a 37.000, quindi abbiamo avuto praticamente un 30% in più. Questo dato si accompagna a quello della chiusura di molte aziende. Il dato, non sono certissimo, comunque oltre 1 migliaio di imprese, di aziende che sono fallite o chiuse in Regione Friuli Venezia Giulia e la maggior parte proprio nella provincia di Udine, peraltro. Ma è difficile pensare che in un contesto planetario e nazionale ed internazionale così pesante dal punto di vista economico noi possiamo invertire la tendenza. Noi possiamo attutire i danni, peggiorare meno degli altri. Credo che abbiamo fatto questo, certamente non basta, certamente non è sufficiente. Ricordo solo che la mia regione ha messo a disposizione del credito alle imprese, e qui devo dire che c'è stata una legge bipartisan approvata anche dall'opposizione, 420 milioni di euro per il sostegno alle imprese. Io ho trovato molti imprenditori, specialmente nel settore del mobile, che mi hanno detto: se non ci fosse stato questo elemento noi avremmo già chiuso. Se va avanti così però, caro Presidente, chiuderemo fra poco. Ecco. Però come si può invertire una tendenza in un contesto di carattere generale? Io credo che solamente ottenendo, e sarebbe una partita da cominciare domani mattina con un governo politico, solamente ottenendo quella fiscalità di vantaggio che ci consenta di dare una mano a queste imprese. E allora è qui che la vicenda politica più che istituzionale della macro regione a Manico, cioè far capire quelle cose che questo governo non ha capito. Quando vediamo la nautica, lo leggevamo ieri sul giornale del direttore, la nautica perde il 30-35% perché la gente va comunque ad attraccare la propria barca a vela a Porto Rose o Umago, che tanto sono a poche miglia di distanza. Far capire cosa abbiamo perso rispetto a questo, cosa ha perso la Liguria rispetto a Ventimiglia e all'altra parte della Francia, a Menton, a Cannes, eccetera. Ecco, se noi non comprendiamo questo, che quindi questa parte del paese, favorirla dal punto di vista della produttività della ricchezza, significa creare una locomotiva per il paese, e noi non ce la facciamo, perché non sarà la Sardegna a far ripartire il PIL di questo nostro paese, no? Sarà sicuramente i paesi, le regioni del nord. Il senso della macro regione, almeno per come lo interpreto io, è questo. Non è confondersi in un grande minestrone in cui c'è la Lombardia, il Piemonte, il Veneto, l'Emilia Romagna e il Friuli Venezia Giulia. È semplicemente fare una sorta di lobby nei confronti di Roma per far capire che c'è necessità di una fiscalità di vantaggio se vogliamo far ripartire le imprese, perché o chiudono o vanno da altre parti.
Posso aggiungere solo una cosa, parlando con molti imprenditori, e io credo che lei lo faccia abitualmente, uno degli elementi però che evidenziano è quello che continuiamo ad avere una burocrazia anche regionale che molto spesso è soffocante. E quindi su questo lei comunque ha avuto un certo numero di anni per mettere mano a questo tipo di questione. Probabilmente delle cose sono state fatte, prima ne ha accennato, però cosa pensa di fare in futuro ancora di più? Questi anni, guardi, questo è sempre stato il mio pallino. Se lei va a cercare, purtroppo un pallino sul quale ho fallito finora, lo dico molto chiaramente, non ho difficoltà a dirlo. Nel 96, quando mi candidai al Parlamento, il mio santino elettorale diceva meno leggi, meno burocrazia. Non sapevo che mi scontravo con un Moloch molto più colossale di quanto in realtà fosse. All'inizio di questa legislatura, era agosto, era ancora vivo il povero presidente stimato da me della Camera di Commercio dell'allora Valduga. Facciamo 2 giorni, io l'allora assessore alle attività produttive, vicepresidente Ciriani, incontrando le imprese, agricoltori, artigiani, commercianti, cooperatori, piccola industria, professionisti, categorie eccetera. E da quel tavolo di 2 giorni interi non nacque sostanzialmente nulla, se non un appello generico ad abbattere la burocrazia. Io questa volta ho lanciato, ne parlavano prima a Manzano, nella mia convention, un tema molto chiaro. Atteso che l'80%, credo, sparo una cifra ma non siamo lontani da lì, del sistema burocratico dipende da normative europee o da leggi statali rispetto al quale non siamo in grado di motivarle, di cambiarle, io chiedo alle categorie economiche di darmi chiaramente alle professioni, eccetera, le indicazioni di quelle leggi, norme, regolamenti che possono essere cambiati. Però sa cosa succede? Succede che quando noi lo facciamo, no, accade, come spesso è accaduto, di essere cassati a livello di governo perché qualcuno osserva che è in contraddizione con la legge X o Y. Se per esempio io oggi faccio un esempio banalissimo, una norma per cui nei cantieri dove ci sono solo 2 operai non serve fare il bagno o l'acqua corrente, questa norma si scontrerebbe con le leggi di carattere nazionale, quando sappiamo benissimo che se c'è un cantiere di 2 operai, se hanno bisogno del bagno vanno nel bar più vicino. Possiamo semplificare tutto questo? Quando l'abbiamo fatto, abbiamo cercato di farlo, il governo ci ha ammazzato e poi ci siamo trovati i titoli sul giornale o gli annunci per televisione, tondo perdente nei confronti dello Stato. No, abbiamo bisogno di fare una battaglia forte su questo, perché troppo spesso queste cose si scontrano con normative nazionali rispetto al quale non dobbiamo andare. Però è la madre di tutte le battaglie per la prossima legislatura. Monestieri, che voleva aggiungere anche di qualcosa? Io solo per non perdere il filo del discorso, perché se poi facciamo un altro giro questo argomento lo perdiamo, invece ci tengo, mi piacerebbe sapere l'opinione del Presidente. Il Presidente, parlando della sanità, prima ha parlato di togliere i doppioni e di evitare le strutture che sono in concorrenza fra di loro, poi questo discorso era comunque agganciato alla contrazione delle risorse. Allora io vado su una questione spicciola molto concreta, gli chiedo, ma pensa Presidente che sostenere in questo momento un'operazione finanziaria imponente come il nuovo ospedale di Pordenone sia sostenibile per i conti della sanità regionale, tanto più che questa operazione viene concepita in project financing che sta creando in altre regioni, penso per esempio al Veneto, senza che andiamo tanto lontano, una serie di ripercussioni a distanza pesantissime sulle casse regionali? Io credo che, anzi so per certo che quell'operazione è assolutamente sostenibile, perché da un lato c'è la possibilità, anzi se non l'avessimo fatto avremmo perso un finanziamento statale assolutamente significativo che si aggira su centinaia di milioni di euro. E non farlo sarebbe stato completamente sbagliato, anche perché l'ospedale di Pordenone, io sono stato a vederlo, perché quando l'ho visto da fuori mi sono chiesto anch'io la prima volta una domanda: ma perché fare un ospedale nuovo a Pordenone, che comunque è una struttura? Quando l'ho visto dall'interno con l'amianto ancora presente ho capito che è un'operazione che bisognava farla. Credo che sia sostenibile, l'abbiamo sostenuta anche questa, e mi fa piacere che oggi, a distanza di qualche anno, anche coloro i quali erano perplessi hanno assunto questa decisione di venirci dietro. Il sindaco di Pordenone, che non è del mio schieramento politico, è assolutamente convinto che sia un'operazione che dobbiamo fare.
C'è la par condicio anche naturalmente nella gestione degli interventi dei colleghi, quindi visto che abbiamo praticamente anticipato un giro che volevamo fare dopo Liguori, al quale chiedo scuse, ancora un attimo direttore di attesa per completare il giro con De Filippo Dell'Anza, poi verremo da te per scoprire che cosa hai tratto da questo lungo dibattito sul programma che Renzo Tondo in pratica ha elencato qui in questa sede. Presidente, il Friuli Venezia Giulia è una regione molto ricca e dà una grande possibilità geografica di essere interfaccia di più paesi. Non crede che forse meriti un ruolo più internazionale, più forte? Ecco, che cosa c'è nel suo programma per un'eventuale prossima legislatura in questo senso? Nel mio programma ci sono soprattutto fatti concreti, perché vede, mi sono accorto che quando si parla di macroregione, di euroregione, di internazionalizzazione. Anche stamattina a Trieste abbiamo fatto un convegno sull'aiuto alle piccole e medie imprese, dove io ho detto dal podio, dal tavolo in cui parlavo, ai miei relatori, anche quelli venuti dalle altre regioni, usate un linguaggio più semplice, parlate in maniera che la gente capisca e dite alle nostre imprese come fare per portare a casa quattrini europei. Io ho un approccio pratico rispetto a questo e credo che l'obiettivo mio in questo momento possa indirizzarsi verso due profili. Uno, la costruzione di quel progetto che Illy, Haider e Galan avevano costruito dell'Euroregione, che non può fermarsi a queste tre regioni, ma deve annettere quanto prima la Slovenia, che però come sappiamo è lì senza governo, e le due contee limitrofe della Croazia appena entra in Europa. Io credo che questi siano i costituenti di una euroregione al centro dell'Europa che possa presentarsi come un vero interlocutore per la prossima programmazione europea. Prima parlavamo del fatto che ci saranno sempre meno quattrini, l'Europa diventerà uno dei finanziatori delle regioni, quindi farlo in forma transfrontaliera e non singolarmente ognuno per suo conto, mi sono già accorto che vale di più. L'altra cosa concreta è il corridoio Baltico-Adriatico, dove ci sono 14 regioni, dalla Polonia all'Emilia-Romagna, che devono fare sinergia con i rispettivi governi e col governo dell'Unione Europea per portare a casa questo risultato. Io non continuerei a buttare fumo negli occhi, mi concentrerei su due cose dal punto di vista istituzionale e farei in modo che la Regione Friuli Venezia Giulia assista le imprese che vanno all'estero a vendere i propri prodotti, accompagnando istituzionalmente. Sappiamo che all'est, e non solo all'est, è importante chi vende vino, chi vende le nostre spiagge, chi vende i nostri campi da sci, chi vende le nostre colline, chi vende le nostre città d'arte. Io credo che internazionalizzare la comunicazione di questa regione sia importante. A me è capitato più volte, chiudo con una battuta questa frase, di trovarmi una volta in Bielorussia, un'altra volta in Macedonia o in altre parti. E quando a spese dicono... sue naturalmente, no? Scusa? A spese sue dico. No, sia a spese mie che come missioni internazionali. Mi è capitato sempre in Ryanair o in classe economica. Ecco, mi è capitato di sentirmi dire: ah, Presidente Friuli Venezia Giulia, Venezia. Io non ho mai negato, perché a me interessa che la gente arrivi. Poi quando siamo qui facciamo sinergia assieme, ma non sono andato a dire no, non è Venezia. Quando mi dicevano se da queste parti c'era Venezia, sì, ero distante 100 km da Venezia, poi c'era Trieste, poi c'era Udine, poi c'erano le montagne, ma credo che internazionalizzare la nostra comunicazione sia fondamentale. Andiamo da Paolo Liguori. Allora, un lungo dibattito, sicuramente ascoltato tutto con molta attenzione. La tua impressione? Io ho capito abbastanza bene i punti concreti del programma, lavoro, opere da realizzare, e qui ci sarà uno scontro perché sapete che c'è appunto questo discorso che viene avanti e che avanza soprattutto sull'onda del programma di Grillo, stop a tutte le opere che non sono necessarie, eccetera, eccetera. Quindi il programma di Tondo è abbastanza chiaro. La cosa più importante mi sembra, perché le altre cose poi gliel'hanno chieste i colleghi sui punti sui quali intervenire, la cosa più importante mi sembra quello che ha detto, che riguarda il rapporto con un governo politico o comunque un governo nazionale che alleggerisca la pressione fiscale sul lavoro, sulle imprese, sui cittadini.
perché questo è fondamentale per dare respiro all'economia anche delle regioni. E quindi torno alla politica, perché è la politica poi che decide le condizioni, e torno alla politica però in Friuli. Presidente, le voglio chiedere questo, il suo programma l'ha illustrato chiaramente, ora su questo programma con quali forze vuole governare? Per parlarci chiaro, noi avremo certamente un polo di protesta che ancora durerà anche nelle elezioni regionali, perché diciamo, il movimento politico 5 Stelle si vorrà consolidare anche con una sua posizione. Però abbiamo due poli principali nel Paese che tra l'altro non riescono ancora a trovare un accordo di governo anche su punti precisi a Roma, ma in realtà si è presentato anche un terzo polo a queste elezioni. Noi li abbiamo ascoltati durante le trasmissioni, hanno detto ma non so se staremo da una parte o dall'altra, cosa faremo. Il terzo polo non ha avuto grande successo alle elezioni nazionali, politiche, però è comunque un bacino di voti consistente e rappresentativo. La sua proposta politica qual è? Quella di andare ad una semplificazione con due poli più Grillo, o quello di andare insomma ognuno per la sua strada, sul modello di come poi è avvenuto in Lombardia per esempio? Ma guardi, io intanto qui abbiamo un vantaggio che chi vince per un voto sul secondo governa, quindi quantomeno i cittadini del Friuli Venezia Giulia sappiano, per chi non ancora l'ha interiorizzato, che la legge elettorale del Friuli Venezia Giulia, una buona legge voluta da Illy, gliene rendo atto con onore, una buona legge che consente la governabilità. Qui il 26, il 22 di aprile comunque ci sarà un vincitore che può fare un governo e non mi pare cosa da poco. Dovrebbe essere anche qui un esempio rispetto al Paese di trovare una soluzione che consenta la governabilità del Paese, perché la vicenda dei tre schieramenti attuali, Grillo, Berlusconi, Bersani, è chiaro che ci crea non poche difficoltà. Quindi il governo ci sarà. Io ovviamente mi auguro di arrivare uno, come diceva quello, e di poter governare subito. L'esperienza maturata in questi 5 anni mi consente di dire di avere le idee abbastanza chiare su che cosa fare, di che strumenti utilizzare. Rimane la domanda a cui lei mi ha fatto con molta chiarezza, che mi pare faccia riferimento all'area centrista, a Monti, eccetera. L'UDC ha già in qualche modo dichiarato che appoggerà, come ha fatto in questa legislatura, la mia esperienza di governo e quindi sarà ancora con me. Io ho lanciato anche un messaggio chiaro sulla stampa al gruppo di Monti, che è ancora, come normale che sia, un gruppo in fase di definizione dei propri assetti interni, perché è un'esperienza che è nata velocemente in virtù delle elezioni, in visione delle elezioni nazionali. Mi è stato chiesto di elaborare un programma riformatore sul quale si confronteranno. Io immagino che il gruppo Monti possa tranquillamente, la scelta civica di Monti, far parte di una coalizione che mi veda partecipe come leader, perché in questi anni le riforme io credo di averle fatte e potremo parlare in un'altra trasmissione anche di questo, però evidentemente non è compito mio decidere cosa farà quel partito o quel movimento che avrà, a mio avviso, 3 scelte: o corre in proprio, però rischiando di arrivare quarto, o sconta un'alleanza con la Serracchiani o con il sottoscritto partendo dal programma. Se un tavolo su questo si apre, io credo di avere buone carte da giocare, direttore. Presidente, se lei vincerà le elezioni, si aspetta che il governo di Roma la ascolti anche sul patto di stabilità? Ecco, stasera abbiamo parlato del patto di stabilità. Io mi aspetto... Che è stata una delle pietanze indigeste che abbiamo elencato nel pranzo che Io voglio essere molto più fiducioso. Io mi aspetto che il governo di Monti mi ascolti sul patto di stabilità ben prima che cambi il governo, perché non posso permettermi il lusso in questa regione in cui i comuni sono virtuosi, che i quattrini li hanno, che non sono in tesoreria unica, che non producono redditualità di interessi bancari, che ci sono imprese che stanno lavorando su progetti e cantieri già avviati. Io mi aspetto di ottenere delle deroghe dal governo sul quale sto negoziando con i funzionari ben prima delle prossime elezioni, anzi mi impegno già nelle prossime settimane, credo che già nei prossimi giorni avrò un contatto con i funzionari del Ministero. Grazie Presidente, allora vado subito a Milano a salutare Paolo Liguori. Grazie Direttore. Grazie a voi, a presto.
Ringrazio naturalmente il direttore del Messaggero Omar Monestier, Buonasera, grazie. il vice direttore della sede ANSA di Trieste, e quindi dell'ANSA regionale Francesco De Filippo, e Fabio Folisi, direttore del Free Press, il quotidiano. Buonasera. Grazie ancora a lei Presidente. Grazie a voi. Grazie a voi per averci seguito. Appuntamento lunedì prossimo alle 20:30, sempre sul canale 110 per chi ci segue dal Friuli Venezia Giulia. Saluti pure con un mandi. Canale 195 per chi ci segue dal Veneto. Arrivederci a tutti.